Signora, buongiorno. Buongiorno. Parlo con Sant'Arpino, via Pennacchio. Sì. Signora, ma voi abitate nel palazzo dove è stato esposto lo striscione Lavali col fuoco? Abbiamo torto tutto. Ah, siete voi? Veramente sì, è stata una bravata di mia figlia, è una ragazzina. Sì, scusate signora, però guardate, io sono Gianni Simioli, chiamo da Radio Marte. Sì, ho capito. Cioè, io ve lo voglio dire con tutto il cuore, queste bravate qua possono provocare problemi enormi. Lo perché... so, io... Scusi, io non lo sapevo che si andava a finire a questo, perché se no io a mia figlia l'avrei proprio rotto la testa, mi creda, perché io con le partite ci tengo, se per il Napoli, se per la Juve, il pallone, chi vince, vince, a me non mi interessa, però è stata una bravata di una ragazzina, è stato un giorno quel Cioè, lavali col fuoco, ma lei deve spiegare a sua figlia, perché secondo me noi possiamo recuperarla ancora, ma recuperare tutti i ragazzi di questa terra che inneggiano al Vesuvio. È una frase terribile, uno perché tra l'altro ci abitate anche voi sotto al Vesuvio, ecco. Sì, lo so. E quindi i prim siete proprio voi, insomma, ecco. Sì, ma proprio napolitano, ma questa ragazzina mo è a scuola? Veramente sta a scuola. Perché io vorrei parlarci, se domani mattina magari lei la autorizza, se io posso richiamarla, ma in maniera pacifica, perché guardi, io sto ricevendo un sacco di messaggi di gente che veramente vuole venire a Sant'Arpino, vuole picchiare, vuole fare. Mi senta, fatelo per mia figlia. No, ma io non ho detto neanche il suo cognome, mai lo dirò nella vita, nel senso che massima riservatezza, però lei deve dire a sua figlia, Nanni, tu si sangue sta terra, ma tu hai capito che significa lavare col fuoco? Ma tu hai capito che significa inneggiare frasi razziste che sopportiamo tutti i giorni? Tu dici, ma ti menti San Mario Merola, al Libero Vova, a Salvatore di Giacomo, signor, ma voi ci facete vedere questi commedie di Filippa, figlia vostra? Comunque mia figlia dice, mamma, io voglio chiedere scuse perché non sapevo che questa parola provocava tutto questo. Ma no, sei spaventata pure, la verità proprio. Ma non solo, ha messo in serio rischio proprio voi, la vostra famiglia. Lo so, ha fatto. Allora, fatemi dire una cosa, signora, la signora si scusa pubblicamente, è stata una bravata della figlia. Sì. Lei è napoletanissima, la bimba è una ragazzina a 15 anni, sì. Evidentemente non voleva sfottere qualche amichetta, insomma lo ama tutto cosa miezza, tutto a posto. Signora, dica forza Napoli. Forza Napoli, veramente. Forza Sud. Forza Sud. E mi faccia la cortesia, giusto per verificare, ma quando torna figlia vostra, fateci questa domanda, non ti piace la pastiera o panettone? Va boh, come facete sapere? Perché se ci piace il panettone allora ci avrò foglie via. Io vi ringrazio tantissimo, però mi faccia la cortesia, dica a tutta Napoli che mia figlia è una ragazzina sbagliata, veramente chiedo scusa, io come napoletana chiedo scusa veramente per questa frase che ha messo mia figlia, ha fatto una grande cretinata, vi giuro. Allora signora, guardi, noi le crediamo, l'abbracciamo forte, mi raccomando, metta un altro striscione adesso, viva Napoli, ma non la